CNA pensionati, oggi si vota per il rinnovo delle cariche. Sì, oggi svolgiamo l'assemblea elettiva della CNA Pensionati. La CNA Pensionati è una grande organizzazione che si interessa in modo particolare dei nostri pensionati e in modo particolare di coloro i quali hanno superato i 65 anni di età, cioè gli anziani bisognosi. La CNA è ben inserita nel territorio, è una forte organizzazione e riesce praticamente a entrare un po' in tutti i gagli della società. Ricordiamo che abbiamo oltre 2500 tesserati organizzati e oggi eleggiamo i componenti del direttivo e la presidenza. Lei è il presidente uscente? Io sono il presidente uscente. Siamo qui in attesa che completiamo questa nostra assemblea per vedere poi chi sarà l'eletto. Con noi il segretario provinciale della CNA. Oggi si vota per il rinnovo delle cariche della CNA pensionati in un sito meraviglioso. È un sito meraviglioso, oggi è una delle tappe che la CNA provinciale dal 4 di aprile fino al 4 di giugno, quando ci sarà l'assemblea quadriennale elettiva 2017 per il rinnovo delle cariche provinciali di tutto il complesso della CNA. La CNA Pensionati è uno dei comparti della CNA provinciale che oggi è arrivata al momento del rinnovo delle cariche. Abbiamo avuto questi 4 anni sono stati pieni di attività, un presidente, un gruppo dirigente della CNA Pensionati molto attiva che ha dato spazio a tutti gli ex imprenditori e non della CNA a creare opportunità per gli stessi pensionati. In questi giorni stiamo svolgendo tutte le assemblee delle varie articolazioni di mestiere della CNA, delle unioni, abbiamo fatto già 5 assemblee, abbiamo rinnovato le cariche nei vari comparti, mi riferisco agli odontotecnici, agli estetisti, agli autoriparatori, ai trasportatori e così fino ad arrivare al 4 di maggio che è la data ultima per poi presentare le liste per l'assemblea del 4 di giugno in cui verrà rinnovato il presidente provinciale per poi passare all'assemblea regionale e infine a ottobre quella nazionale. Come vedete la CNA dà spazio a tutti gli imprenditori e non a partecipare ai momenti importanti quali quelli di democrazia per l'elezione delle cariche. È uno spirito che ci permette di poter coinvolgere nel territorio più gente possibile e dargli le opportunità e i servizi che hanno di bisogno.